Faustino Onnis è stato non solo un poeta, uno dei più importanti poeti della cosiddetta scuola campidanese, non solo all'interno del Premio Zieri, ma oggi, allargando lo sguardo anche a tutto il resto della sua produzione, dobbiamo dire che Faustino Onnis è stato un instancabile promotore culturale, fornendo un contributo assolutamente notevole appunto agli studi appunto dell'isola, della cultura e della letteratura isolana, soprattutto attraverso la partecipazione a convegni, manifestazioni letterarie, concorsi di poesia. Ai concorsi di poesia, dobbiamo dire, non fu solo concorrente, ma fu anche giurato e in qualche caso presidente, e quindi diciamo che il suo ruolo si allargò anche a giudice, possiamo dire, a spettatore un po' esterno di altri poeti. Numerosi sono i contatti anche con altri poeti dell'isola che appunto in alcuni anni si rivolgono costantemente a Faustino Onnis per questi nuovi poeti, per questa nuova scuola di poeti che si esprimeva prevalentemente in lingua sarda campidanese. Faustino Onnis ad un certo punto diventerà un punto di riferimento. A testimonianza di tutto ciò restano appunto le corrispondenze conservate integralmente in archivio, nelle quali appunto vediamo come questi giovani poeti iniziano a sottoporre i loro scritti a Faustino Onnis e richiedono con insistenza un parere e un riscontro, e devo dire che in gran parte dei casi la generosità di Faustino Onnis si dimostra proprio nel prestare ascolto a tutte queste persone che si avvicinano al mondo della poesia, soprattutto della poesia in lingua sarda.